La manovra economica che arriverà in autunno preoccupa il mondo delle imprese trevigiane. Il DEF non specifica quali saranno gli interventi della manovra di finanza pubblica, ma quel che è certo è che la situazione che l'esecutivo dovrà gestire per reperire le risorse sarà difficile. C'è da disinnescare l'aumento dell'IVA, inevitabile se scattano le clausole di salvaguardia, e reperire i fondi per l'annunciata flat tax. Decine di miliardi di euro che allarmano il mondo imprenditoriale, alimentando i timori di veder sfumare quei margini di ripresa intravisti l'anno passato. Noi abbiamo già una situazione, diciamo così, internazionale più complicata e per i nostri territori che esportano il 40% può costituire un problema, e se sommiamo questo all'aumento dell'incertezza nei territori e nella gente, anche le famiglie e le persone vanno in difesa e quindi invece di consumare magari fanno a meno, quindi questo crea un elemento di negatività del quale siamo preoccupati. Di qui l'appello delle imprese alla politica. Cercare di accaparrare consenso attraverso promesse che poi non possono essere realizzate, o se vengono realizzate lo sono solo a debito, può portarsi su un declino difficilmente poi recuperabile.